Buonasera a tutti, benvenuti alla 12ª giornata di Serie A di Lega Calcio 8. In campo abbiamo Dolce Bar e Cresis. Il Dolce Bar che si presenta in maglia blu, mentre il Cresis, scusate, a strisce rosso-nere. Andiamo subito a leggere le liste con la squadra di casa che si presenta con in porta Anastasio il numero 1, Casini il capitano il numero 4, Iannelli il 5, Camberi il 6, Camberi Mevnato è il 3, vice capitano, Lollo Brigida il 2 e Trevisani con il numero 8. Cresis invece si presenta con il numero 11 Corsi, Costa che è il numero 7 ed è il capitano, Malarbi il numero 10, Pacifici il portiere con il numero 1. Lancio per il numero 11 ed è calcio di rigore. C'è stato un passaggio centrale, l'indirizzo di Corsi, esce il portiere Anastasi, fallosamente sarà calcio di rigore per il Cresis e opportunità concreta per passare in vantaggio quando siamo ormai quasi all'8° minuto di gioco del primo tempo. Andrà Malarbi a battere il calcio di punizione. Fischia ora l'arbitro, va Malarbi con il sinistro ed è 1-0 per il Cresis che si porta in vantaggio dopo 8 minuti del primo tempo. Sempre Malarbi. Tenta il sinistro e grandissimo intervento di Anastasi che si rifugia in calcio d'angolo sinistro violento e preciso dell'attaccante. Ma interviene Pacifici senza problemi, di nuovo contropiede per Cresis dall'altra parte con il numero 11 che tenta il destro del 2-0 per il Cresis, grandissimo destro del numero 11 Corsi che trafigge il portiere del 2-0 Cresis. Vittatello, Costa, Malarbi. Ancora Malarbi, si riprende l'uomo con il sinistro, tenta il tiro, ma Anastasio con un ottimo intervento devia il pallone in calcio d'angolo e quindi da Pacifici. Va il numero 11, Corsi, tenta il sinistro, ma che gol di Corsi che porta i suoi sul 3-0 di sinistro in sacca all'angolino. Trevisani a battere, scavetta l'indirizzo di Casini, non si intende con il compagno, riparte Malarbi, attenzione c'è tutto solo, Costa sulla sinistra, servitore ed è 4-0 per il Cresis con il gol del numero 7 Costa servito da un ottimo assist di Malarbi. Fondo, lancio lungo in direzione per Iannella, Trevisani tenta il destro ed è 4-1 Trevisani, accorcia le distanze con un siluro che finisce sotto l'incrocio, 4-1 per il Cresis. Perché è stata intercettata da Casini, pallone per Corsi che tenta la puntata, finisce sui piedi di Malerba che smarca anche il portiere, tenta il destro, lo tenta ora di nuovo ed è 5-1 per il Cresis con Malarbi che sigla la sua tripletta personale. Quando mancano circa 2 minuti più recupero alla fine dell'incontro. Costa riceve palla al centro area, scarica per il numero 11 Corsi che colpisce la traversa. Pallone che scheggia la traversa che finisce alto, ma ottima occasione per il Cresis di portarsi addirittura sul 6-1, sprecata completamente da Corsi che poteva sicuramente concludere in maniera più precisa. Contro Scire deve indietreggiare adesso. L'arbitro forse è pronto a fischiare il termine dell'incontro. Finisce ora infatti l'incontro, 5-1 per il Cresis.